È venerdì 31 gennaio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, come sempre cominciamo con le notizie di cronaca dell'ultima ora, in particolare questa mattina a Noto ci sono stati 10 arresti per spaccio, estorsione e porto abusivo di armi. L'operazione è stata denominata Bianco Barocco. Sentiamo i particolari. Operazione Bianco Barocco, come il movimento artistico che caratterizza il territorio di Noto nel siracusano, solo che si tratta di droga, che di barocca ben poco. Proprio a Noto la Polizia di Stato ha arrestato all'alba 10 persone, 5 in carcere e 5 agli arresti domiciliari, accusati a vario titolo di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, minaccia e porto abusivo di arma da fuoco e munizioni. A 4 indagati già detenuti per altri reati, l'ordinanza è stata notificata in carcere. A un'altra persona è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora. Il provvedimento scaturisce da un'attività di indagine avviata nel 2023 dal commissariato di Noto. E adesso invece le altre notizie, facciamo un passo indietro alla giornata di ieri. In tarda serata è arrivata il fermo dell'uomo sospettato di avere commesso l'omicidio di Angelo Ventura, ritrovato anche il fucile utilizzato per compiere il crimine. È stato fermato dalla polizia di Vittoria e trasferito in carcere a Ragusa il presunto responsabile della morte di Angelo Ventura, il 38enne ucciso la scorsa notte a Vittoria con un colpo di fucile alla coscia destra che ha ferito l'arteria femorale. Si tratta di Francesco Lo Monaco, soprannominato Cannata, pregiudicato vittoriese sottoposto a sorveglianza speciale. Il presunto responsabile dell'omicidio sarebbe stato rintracciato a casa di un parente. Portato in commissariato, è stato sentito a lungo dagli inquirenti alla presenza dell'avvocato difensore. Al termine dell'interrogatorio, il sostituto procuratore ha emesso per il momento il provvedimento di fermo per i reati di porto e detenzione di arma clandestina e l'uomo è stato condotto in carcere a Ragusa. Gravemente indiziato di essere il responsabile del delitto, dovrà ora comparire davanti al GIP per la convalida del fermo e per l'eventuale ulteriore ipotesi accusatoria di omicidio. Inoltre, le immediate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica ed eseguite dal Commissariato di Polizia di Vittoria e dalla Squadra Mobile di Ragusa hanno consentito il ritrovamento del fucile utilizzato per compiere l'omicidio. E adesso andiamo da Emanuela Corsi proprio per parlare di questo delitto. Sì, lo vediamo all'interno della Sicilia di oggi. Oggi ne parlano chiaramente tutti i quotidiani, ma vediamo intanto questo articolo. Omicidio per regolamento su droga, appunto a Vittoria. A perdere la vita è stato Angelo Ventura, di 38 anni, raggiunto da colpi di fucile, fermato un 43enne che 4 anni fa era scappato miracolosamente ad un agguato. E vediamo in queste foto i due protagonisti, Francesco Lo Monaco, appunto accusato di aver commesso l'omicidio, Angelo Ventura invece è la vittima che è morta dopo la ferita all'inguine. Un omicidio che è stato risolto in meno di 24 ore. Lo Monaco ha risposto a tutte le domande del PM, ma sulle modalità del delitto e sul movente non trapela nessuna notizia da parte della Procura né dalle fonti investigative che sono la Squadra Mobile e il Commissariato. Grazie, adesso siamo a Catania dove si indaga su un caso di una neonata morta a 2 giorni dal parto. La piccola era venuta al mondo con un parto cesareo all'ospedale di Acireale, ma poi deceduta al Cannizzaro dove era stata trasferita d'urgenza. Avrebbe trascorso 25 ore in travaglio, un'eternità di dolori e di speranze svanite nel nulla, perché la bambina non ce l'ha fatta ed è morta 2 giorni dopo. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta su un parto eseguito il 16 gennaio scorso all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale su una mamma di 36 anni dello Sri Lanka. L'indagine è stata avviata dopo la denuncia del marito della donna, suo connazionale, ai carabinieri, in cui ha affermato che la moglie aveva avuto una gravidanza senza problemi. A raccontare l'iter e il legale della coppia l'avvocato Gianluca Costantini di Catania. La donna, come si legge nella denuncia, si è recata all'ospedale il 23 dicembre per essere programmata per il 31 dicembre, ma in quella data si sarebbe deciso di non agire attendendo per un parto naturale. Da lì sarebbe cominciato il calvario per la donna che, secondo la denuncia presentata, si reca in ospedale per successivi controlli il 4, il 9, l'11 e il 14 gennaio. Il 15 avviene la rottura delle acque, il 16 il cesareo d'urgenza. Ma la bimba non respirava e così, intubata, è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Cannizzaro, dove non c'è stato però nulla da fare. Non vogliamo accusare nessuno
nessuno, dice il legale. Nella denuncia che abbiamo presentato abbiamo solo riferito i fatti avvenuti senza fare nomi, perché di nomi non ne abbiamo. La donna, che ora è ricoverata all'ospedale Cannizzaro per una infezione conseguente al parto, non aveva un medico di fiducia. L'inchiesta, aperta dalla procuratrice aggiunta Agata Santonocito e dalla sostituta Alessandra Russo, dovrà accertare eventuali responsabilità, disposto il sequestro della salma, della placenta e della cartella clinica. Gli esami sul liquido amniotico potranno chiarire se vi siano state alterazioni metaboliche che possano avere causato la morte della piccola. Lo scorso novembre un'altra inchiesta era stata aperta a Catania per la morte di una neonata dopo il parto. Anche questa è una notizia che si ritrova sui quotidiani questa mattina. Sì, restiamo sulla stessa pagina della Sicilia, pagina 6, vediamo in alto neonata morta 2 giorni dopo la nascita. Il padre presenta denuncia, disposta l'autopsia. Ad Acireale, esposto per un presunto caso di malasanità all'ospedale appunto Santa Marta e Santa Venera. Qualcosa sarebbe andato storto durante le delicate fasi del parto. Leggiamo nell'articolo, eseguito ben oltre i 9 mesi naturali di gestazione fisiologica e la decisione dei medici di effettuare il taglio cesareo tardiva, secondo quanto esposto nella denuncia presentata appunto ai carabinieri dal compagno della donna. Perché che cosa succede? Superate le 40 settimane di gravidanza, la placenta subisce un naturale invecchiamento che potrebbe aver provocato l'avvelenamento del feto e quindi della partoriente. Però la vicenda ancora presenta molti lati oscuri. Chiaramente si continua ad indagare per capire che cosa è successo e soprattutto se si tratta appunto di un caso di malasanità. Altra storia invece quella che arriva da Altavilla, la figlia 17enne all'epoca dei fatti di Barreca è capace di intendere e volere e quindi è imputabile, così come il padre per l'omicidio della madre Antonella Salamone e dei fratelli Kevin ed Emanuel, avvenuto nel corso di un rito per scacciare il demonio. Niente sconti, neanche di fronte a perizie che parlano di presunta semi-infermità mentale per gli orrori di Altavilla. Anche la figlia maggiore di Barreca, minorenne all'epoca dei fatti, è imputabile, capace di intendere e di volere, quindi deve rispondere dell'omicidio della madre Antonella Salamone e dei fratelli Kevin ed Emanuel, avvenuto nel corso di un esorcismo tra l'8 e il 10 febbraio del 2024 nella villa della provincia di Palermo. Lo ha deciso il GUP del Tribunale per i minori Nicola Aiello dopo la perizia di una neuropsichiatra infantile di Roma disposta per valutare la capacità della giovane. Il processo davanti al Tribunale dei minori è in fase avanzata, il prossimo 6 marzo è prevista la requisitoria. La sentenza di primo grado potrebbe arrivare prima dell'estate. Intanto appena 3 giorni fa, nell'altro processo, quello che si svolge davanti al Tribunale ordinario di Termini Imerese, il GIP Gregorio Balsamo ha rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario il padre Giovanni Barreca e la coppia di Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente. In quella sede il GUP non ha soltanto deciso il rinvio a giudizio, ma ha anche revocato il trasferimento di Giovanni Barreca in una residenza sanitaria, disponendo il ritorno in carcere. Di fatto è stata accolta la richiesta della procura, che si era opposta alla scarcerazione, dovuta anche in questo caso alla semi-infermità mentale. Tutti e 4 gli imputati di quella strage, 3 davanti al Tribunale ordinario con processo che deve ancora iniziare e una davanti al Tribunale dei minori con processo che volge al termine, devono rispondere delle proprie azioni senza sconti. È una vicenda che ha lasciato tutti sgomenti, questa di Altavilla, e oggi si torna a parlare proprio della decisione del GUP sulla figlia all'epoca dei fatti minorenni, che adesso può andare a processo. Vediamo infatti all'interno di Repubblica a Palermo, la figlia di Barreca è sana di mente, il processo per la strage continua. La perizia ha stabilito che la ragazza appunto è capace di intendere e volere. La sentenza arriverà entro marzo. Lei, ricordiamo, è la primogenita di Barreca, ha assistito all'udienza in collegamento video dall'Istituto Penale per Minorenni di Roma. La ragazza è apparsa tranquilla, ha confermato di stare bene e di aver compreso di essere imputabile, che dunque per lei il processo per il triplice omicidio appunto continua. E ricordiamo che all'epoca dei fatti, di quei giorni dell'orrore appunto che sono stati vissuti in questa casa di Altavilla, l'allora 17enne venne trovata dai carabinieri addormentata nel suo letto. Nella stanza accanto da 4 giorni c'erano i cadaveri dei fratelli. Questo è un
un dettaglio che insomma quando è stato reso noto veramente ha sconcertato tutti quanti. Lei ha continuato a dormire serenamente nella sua camera nonostante accanto a lei ci fossero i corpi dei fratelli morti dopo le torture. Andiamo a vedere tutte le altre notizie, Angelo, quindi... Sì. Continuiamo con la stampa regionale, vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo, in primo piano la mafia con il procuratore di Palermo De Lucia che incontra gli studenti, mafia in cerca di potere. De Lucia parla agli studenti delle stragi, delle strategie dei padrini, Cosa Nostra si finanzia con il traffico di droga. Appello poi ai ragazzi, state attenti, intere zone della città sono invase dal crack che trasforma le persone in zombie. E poi nel sommario c'è anche il delitto Agostino, di nuovo senza colpevoli, il processo adesso è da rifare. Vediamo meglio tra poco, intanto vediamo le altre notizie in prima pagina. Chiara Colosimo, il presidente dell'associazione antimafia, della commissione antimafia, dice i permessi ai boss, presto nuove norme. E poi vediamo nel taglio centrale invece Sergio Mattarella che festeggia i suoi 10 anni alla Colle proprio oggi. Mattarella al Colle, il legame profondo con Palermo. Ancora per quanto riguarda l'occupazione, la regione sblocca le assunzioni, saranno 1400 i nuovi assunti. Andiamo a vedere all'interno intanto l'apertura. Le parole di De Lucia, l'atto d'accusa, anzi di De Lucia, Cosa Nostra si finanzia con il traffico di droga. Parlando agli studenti, il procuratore ha fatto un quadro drammatico. Zone di Palermo sono invase dal crack, ha detto, che riduce come zombie. Poi il monito per il 49% della gente: lo Stato non può battere i clan. Ecco perché dobbiamo parlarne senza slogan o spot. E ancora andiamo a vedere le parole invece della Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Chiara Colosimo, che è stata intervistata oggi da Repubblica. Dice: chiederemo nuove norme per i permessi ai boss che hanno fatto tanto indignare, soprattutto negli ultimi tempi ne abbiamo raccontate tante di queste storie, di questi permessi premio appunto per chi si trovava in carcere a scontare appunto anche ergastoli per crimini, per gravi crimini commessi. E poi la Cassazione che dice processo da rifare per il killer di Agostino. Ida, la moglie, è rimasta senza giustizia. Annullata la condanna di Nino Madonia, la famiglia dell'agente commenta: siamo sconvolti, e vediamo appunto la coppia che è stata uccisa dalla mafia, Nino Agostino e la moglie Ida Castelluccio, vennero uccisi il 5 agosto del 1989. Ancora andiamo a vedere la regione che sblocca il turnover del personale, via 1400 assunzioni nei prossimi 3 anni. Approvati pure i criteri con cui valutare i dirigenti generali, strigliata poi al capo di acqua e rifiuti per la diga Trinità, dove arriva il commissario. E vediamo i 10 anni di Mattarella. Oggi Repubblica Palermo dedica diverse pagine al Presidente della Repubblica. 10 anni al Colle, Mattarella e Palermo, arte, antimafia e scuole, il viaggio del Presidente nella sua città. E ancora vediamo il caso dell'impegno per la legalità, la missione della verità, i depistaggi, una ferita per la società civile, questo per quanto riguarda il processo Stato-mafia. E ancora l'eredità di Piersanti, il fratello che è stato ucciso dalla mafia nel 1980, e quell'intesa con il PC, l'ascesa siciliana di un predestinato. Quindi, come vediamo, insomma, sono tanti racconti che oggi vengono fatti di Mattarella. C'è anche questo, il ritratto di Giovanni Burtone, che racconta: è un amico che mi sostiene nella lotta contro la malattia, è una delle persone a cui mi sento più legato, ha detto il sindaco di Militello Val di Catania. Mi ha voluto offrire un gesto di amicizia con la sua visita appunto a Militello, che è avvenuta poche settimane fa. Andiamo adesso alla prima pagina della Sicilia.
E anche qui vediamo il grazie che oggi scrive la Sicilia con il tricolore a Sergio Mattarella. Si celebrano oggi 10 anni al Quirinale di Mattarella, il presidente che si fa sentire anche senza parlare. E poi vediamo le altre notizie per la cronaca, appunto la presunta malasanità ad Cireale con questa neonata che muore dopo 2 giorni dal parto. E ancora Vittoria, l'uomo ucciso in strada per una questione di droga, e l'ergastolo annullato al boss accusato della morte di Agostino e della moglie. Nessuna verità 35 anni dopo. Ancora per la cronaca vediamo a Ragusa, non si ferma all'alt, folle corsa in scooter per le vie del centro, poi viene fermato. Vediamo all'interno, vediamo la prima pagina della provincia di Catania, parliamo del capoluogo etneo, meno tari e più isole ecologiche, l'assessore all'ecologia Pesce, ora un piccolo rimborso e poi la tassa sui rifiuti non aumenterà. In arrivo il nuovo regolamento, lo stato della raccolta in città e le prospettive a breve termine in un incontro a Città Insieme. E poi vediamo nel taglio basso di questa pagina questo caso che è avvenuto ai caselli della A18, siamo a San Gregorio, contromano sulla A18 per fuggire, sembra incredibile ma è accaduto veramente, cioè l'autista di un tir guidava con la patente già ritirata, appena ha visto il posto di blocco stava entrando in autostrada e ha pensato bene appunto di andare contromano per sfuggire al posto di blocco, ma non è stata una mossa come dire vincente, è stato multato. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Giornale di Sicilia con il delitto Agostino in primo piano, si ricomincia, la Cassazione si pronuncia a 35 anni dall'omicidio della coppia di giovani sposi, il processo si basa sulle dichiarazioni dei pentiti, annullato l'ergastolo appunto per Madonia, per la morte del poliziotto si tornerà in corte d'appello, per quella della moglie invece il reato è già prescritto, il nipote commenta non c'è stata giustizia e qui vediamo appunto la foto dei 2 sposi nel giorno delle loro nozze. Ancora altre notizie, il viadotto crollato, torniamo a questa vicenda, Ciucci all'epoca era il presidente dell'ANAS e oggi invece è il presidente della società dello Stretto, ecco è stato assolto con l'ex presidente, giudicati non colpevoli anche 2 dirigenti. E poi invece diga Trinità, come abbiamo già letto prima, la strigliata di Schifani al dirigente, il presidente contesta l'ufficio che gestisce gli invasi. Vediamo anche qui la notizia di De Lucia, le parole del procuratore di Palermo ai giovani, con la droga la mafia riarma il suo esercito. E poi la strage di Altavilla, la minorenne adesso potrà essere processata perché è capace di intendere e volere. La Gazzetta del Sud, anche qui nel taglio alto vediamo ergastolo annullato, delitto Agostino, processo da rifare a Nino Madonia. E poi a proposito di droga, anche Messina è una città che combatte contro il business della droga, soprattutto nel quartiere di Giostra. Ecco, market di droga a Giostra, 45 condanne. I fiumi di cocaina, marijuana e hashish erano provenienti dalla Calabria, confermate 9 pene del primo grado, 36 invece sono state ridotte. Questo è il processo d'appello dell'indagine impasse. E poi ancora vediamo altre notizie, torniamo a parlare del rogo di Stromboli causato da un set televisivo della fiction sulla protezione civile, accolti i 4 patteggiamenti per il rogo causato a Stromboli, 4 patteggiamenti, così si è chiuso il procedimento giudiziario generato dall'incendio che nel maggio del 2022 devastò l'isola di Stromboli, verificatosi sul set, dicevamo, allestito durante le riprese della fiction Sempre al tuo fianco, dedicata alle attività della protezione civile. E poi vediamo anche questa notizia che riguarda la RAI. Quel cavallo ferito della RAI chiude la sede di Viale Mazzini. Ci vorranno 5 anni per bonificare dall'amianto. C'è sempre stato un po' il sospetto che in quel palazzo, in quel sito appunto della RAI ci fosse la presenza di amianto. Questo è un tema che è venuto alla ribalta, è tornato alla ribalta, ricordiamo,
poco tempo fa con la morte di Franco Di Mare, che è morto proprio per un mesotelioma, ed ecco che adesso, da oggi, i cancelli di Viale Mazzini, sede storica della RAI a Roma, sono chiusi e lo saranno per almeno 4-5 anni, tanto è il tempo necessario per bonificare il palazzo dall'amianto. La chiusura avviene in un periodo molto delicato per il futuro del servizio pubblico radio-televisivo. Grazie Emanuela, e adesso andiamo a collegarci con la Polizia Stradale, il compartimento Sicilia Orientale. Andiamo a Messina, con noi c'è questa mattina l'assistente capo Ivan Lanzo, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno in studio. Allora, oggi non si segnalano particolari disagi alla circolazione, rimangono croniche le code tangenziale di Catania in direzione Siracusa e per tutti gli utenti che vogliono raggiungere Catania Centro. Ci sono diverse chiusure sulla nostra rete autostradale. Intanto andiamo in A18 dove rimane chiuso lo svincolo di Acireale fino alle ore 18. Questo per tutti i veicoli che intendono prendere la 18 in direzione Catania. In A19 per i veicoli che percorrono la careggiata Catania-Palermo rimane chiuso lo svincolo di Enna, quindi l'uscita consigliata rimane quella di Dittaino o di Mugello. Sempre in A18, la zona del Siracusano, rimane chiuso il tratto di strada che va da Avola a Cassibile, quindi ci sarà un percorso alternativo sulla statale 115. Per quanto riguarda Lamenti, ricordiamo numerosi cantieri, quindi nell'approssimarsi degli stessi raccomandiamo massima prudenza e attenzione pure agli scambi di careggiate che ci sono comunque segnalati. Per quanto riguarda questo weekend, sappiamo che con l'approssimarsi anche di gite nelle zone montane, come Etna e Nebroide, il traffico veicolare sarà in aumento e ricordiamo a tutti gli utenti di controllare prima di mettersi in viaggio le condizioni del veicolo e verificare di avere a bordo catene o in alternativa montare gomme invernali. Per il resto auguriamo a tutti un buon weekend, prudenza sempre e usiamo il buonsenso in qualsiasi situazione. Una buona giornata a tutti. Grazie alla Polstrada, grazie all'assistente capo Ivan Lanzo, ci ha parlato da Messina, la Polstrada compartimento Sicilia Orientale. La situazione della viabilità a Catania sulla circonvallazione, siamo al Tondo Gioieni e il traffico è rallentato, ma tutto sommato non ci sono, almeno in questo momento, particolari ingorghi e il traffico consueto dell'ora di punta. Per noi è il momento adesso di fermarci, una breve sosta, dopo torneremo di nuovo a leggere i quotidiani, lo faremo insieme ad Emanuela Corsi, quotidiani che saranno adesso nazionali con i fatti che arrivano dall'Italia e poi anche dall'estero, fra pochissimo. Torniamo di nuovo insieme, come anticipato, è il momento della rassegna stampa con i fatti nazionali e internazionali. Emanuela Corsi. Sì, Angelo, partiamo dal Corriere della Sera di oggi, vediamo l'apertura dedicata a questo caso che sta agitando il governo ma che sta scuotendo anche la politica italiana. Toghe l'affondo di Meloni, tutto nasce dal caso al Masri. Lei, la Premier, ha parlato ieri durante un incontro, ha detto: indagarmi è stato un atto voluto, non dovuto, un danno al paese. E poi voli di Stato, tensione con lo voi. Le parole di Meloni nei confronti dei magistrati sono state queste: vogliono governare, si candidino. Le opposizioni intanto chiedono che la Premier riferisca in aula. Poi vediamo le altre notizie. Nel taglio alto purtroppo questo incidente, questa tragedia avvenuta a Washington, scontro in cielo, ci sono 67 vittime, poi Trump che accanta l'impatto tra un jet e un elicottero. Tra i morti ci sono anche i giovani pattinatori, erano due ex stelle russe, due campioni olimpici che si trovavano assieme ad un gruppo di atleti appunto su questo volo. E poi l'intervista oggi a Valentino Rossi che dice: faccio il papà delle mie bimbe, il matrimonio ci
ci può stare. Oggi appunto si racconta un grande campione del motociclismo appunto italiano. Ancora in Medio Oriente, a Gaza, ostaggi liberi nel caos, con Israele che accusa per come vengono liberati, le modalità che vengono utilizzate per liberare questi ostaggi. E poi vediamo il caso, questa notizia di cronaca: bruciò il Corano, è stato trovato morto a casa, probabilmente è stato ripreso il momento in cui è stato ucciso questo giovane che appunto aveva bruciato nel 2023 il Corano. Il primo ministro coinvolta potenza straniera in questa morte. Andiamo a vedere all'interno intanto il caso in primo piano, cioè il caso Al-Masri, che ancora una volta acuisce lo scontro tra politica, tra governo e magistratura. Le parole di Meloni: i giudici si candidino se vogliono governare. Meloni: l'unica cosa che non si può fare è che loro guidino il paese e io vada alle urne. L'indagine danno alla nazione. Queste appunto le parole di Meloni ieri all'evento La Ripartenza, organizzato dal giornalista Nicola Porro. La mia battaglia, ha detto ancora il Premier, è per un'Italia normale. Penso che anche a sinistra ci sia un sacco di gente che la vorrebbe. Non mollerò di un centimetro finché la maggioranza degli italiani sarà con me. Ma ricordiamo che cos'è accaduto e cos'è che appunto oggi ha portato a questo scontro anche abbastanza forte tra Meloni e i magistrati. Intanto il caso è legato ad Al-Masri, questo generale libico accusato di tortura su decine di migranti imprigionati in Libia, che è stato arrestato a Torino il 19 gennaio su un mandato della Corte Penale Internazionale. La Corte d'Appello di Roma, competente sulla materia, attende indicazioni sul da farsi da parte del ministro Nordio, ma non arrivano. 2 giorni dopo, quindi, Al-Masri viene rimpatriato, che vediamo intanto in questa foto. Molte le polemiche per come si sono svolti i fatti, le opposizioni insorgono e chiedono le dimissioni di Nordio. L'avvocato Luigi Ligotti presenta un esposto alla Procura di Roma, che poi notifica a Giorgia Meloni, Matteo Piantedosi, al ministro Nordio appunto un avviso di indagine. La Premier reagisce: non mi fermeranno. Ricordiamo che c'è anche il sottosegretario Mantovano finito in questa vicenda. L'opposizione rinuncia all'Aventino. Meloni va ovunque ma non in aula. L'opposizione che chiede appunto al Premier di riferire su questo caso. Schlein va all'attacco, si parla di questo, ma il paese è fermo. E poi Conte ancora aggiunge bugie e falsità dalla Premier. Andiamo a vedere le prime pagine. Il Fatto Quotidiano con questo titolo: La Nazione sono io, la Marchesa del Grillo, scrive il Fatto Quotidiano, chi indaga me danneggia l'Italia. Atto voluto, queste sono state le parole di Meloni contro i PM, come Berlusconi: se vogliono governare si candidino. Vediamo invece i giornali di destra come invece riportano questa notizia: la rabbia e l'orgoglio di Giorgia, i giudici vogliono governare, Premier all'attacco sull'inchiesta, indagarmi un danno alla nazione, se a certe toghe piace la politica appunto si candidino. Queste sono le parole che più o meno riportano tutti i quotidiani. Quello della procura è un atto voluto, io non mollo. E poi gli italiani però sono con la Meloni, scrive sempre Libero, boom sui social, oltre 250.000 follower guadagnati dopo appunto le sue parole. Anche Il Tempo scrive sotto attacco dall'accordo per scaricare a Meloni il caso del generale libico Al-Masri, alla condanna per la terra dei fuochi, così l'Europa va all'offensiva dopo l'accordo Stati Uniti-Italia. Vediamo La Verità, che invece racconta, aggiunge alcuni dettagli. Tra Lovoi, Ligotti e Mantovano, l'ombra dell'uomo che sciolse il bimbo nell'acido. L'avvocato che ha denunciato mezzo governo patrocinava Brusca. Questo, scrive oggi La Verità, gestito come dichiarante dall'allora procuratore di Palermo. Ma il legale pretendeva la parcella dovuta a chi difende i pentiti e il sottosegretario all'epoca
al Ministero dell'Interno gliela negò. Quindi insomma la Verità oggi parla di questo retroscena che potrebbe essere il motivo scatenante poi che ha portato a queste indagini nei confronti di Meloni e di mezzogoverno. Il Manifesto, vediamo invece i giornali di sinistra che scrive: il monarcato anziché il premierato, non mollo di un millimetro, gli italiani sono con me, tranne chi rema contro e i magistrati che vogliono governare. Meloni non va in Parlamento ma trasforma il caso Al-Masri in un continuo comizio su di sé. Il salvataggio del torturatore libico era difesa della nazione. Questa la linea appunto del governo. L'Unità invece scrive: Procura Generale e Governo hanno concordato la scarcerazione, il Falcon per Al-Masri decollato da Roma prima della sentenza. Quindi vediamo insomma i due punti di vista diversi da parte poi chiaramente dei giornali. La Repubblica: giudici, Meloni alza il tiro. E poi c'è anche questa notizia: la Russa su Santanchè dopo la Cassazione valuti cosa fare, e lei che continua ad andare avanti nonostante, ricordiamo, tutte le vicende giudiziarie che la vedono protagonista, dice: io resto. Nel taglio alto vediamo altre notizie, intanto il Medio Oriente, ostaggi, ira di Israele per i rilasci show da parte di Hamas, e poi negli Stati Uniti questa tragedia, scontro aereo-elicottero, Trump accusa. Andiamo a vedere proprio questa notizia all'interno: Washington, disastro sul Potomac, il fiume appunto di Washington, elicottero contro aereo, ci sono 67 morti. Il volo dell'American Airlines da Wichita in fase di atterraggio colpito da un Black Hawk impegnato in un'esercitazione. La tragedia è avvenuta a poca distanza dalla Casa Bianca, non ci sono sopravvissuti, recuperate le due scatole nere. E vediamo qui appunto le foto del disastro. Dicevamo, all'interno dell'aereo c'erano anche dei pattinatori russi e i loro coach. 16 vittime erano del team Massachusetts, con loro gli ex campioni del mondo Shishkova e Naumov. E qui vediamo dove è avvenuto l'incidente, le parole di Trump, la reazione: colpa dell'inclusione. Lui ha accusato i suoi predecessori, cioè Biden e Obama, per le loro politiche inclusive che secondo lui hanno permesso di assumere personale che non era competente, quindi questo incidente in realtà sarebbe imputabile all'incompetenza di alcune persone, e ignora l'ingorgo dei cieli. Il presidente si scaglia contro le assunzioni delle minoranze tra i controllori di volo. Vediamo velocemente qualche altra prima pagina, anche qui sulla Stampa, la tragedia del Potomac e poi la paura negli occhi dell'ostaggio Arbel, liberata da Hamas, diventa un po' un simbolo di queste scarcerazioni. Vediamo il Messaggero, anche qui ostaggi liberati, l'ultima violenza, il set allestito da Hamas per il rilascio, ira di Israele. E poi vediamo anche il Sole 24 Ore, quindi cambiamo decisamente argomenti per andare a vedere questa notizia di economia. Per l'Italia crescita zero a fine 2024, economia in stagnazione, il PIL destagionalizzato a più 0,5% su base annua. Il 2025 inizia senza nessuna crescita acquisita dall'anno precedente, niente traino tedesco, bloccata l'Eurozona. Negli Stati Uniti invece crescita robusta. Allora, grazie Emanuela, ci fermiamo qui con la rassegna stampa con i fatti nazionali e internazionali. Adesso per noi ci sono le previsioni meteo e dopo il primo degli ospiti di questa mattinata a Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì contesto instabile al nord e sulla Toscana con piogge e rovesci diffusi e precipitazioni a carattere nevoso sui settori alpini. Meglio invece sul resto del territorio. Sulla Sicilia infatti avremo una giornata ampiamente assolata e stabile grazie all'alta pressione che sarà dominante. Attenzione ai venti che a tratti soffieranno sostenuti specialmente sul versante occidentale e su quello meridionale, qui con mari mossi, temperature massime diurne che toccheranno localmente i 19-20 gradi.
E dunque per la giornata di sabato avremo una situazione stabile nella prima parte del giorno con nuvolosità sparsa, tempo che poi tenderà a peggiorare nella seconda parte della giornata per il transito di una perturbazione che porterà fenomeni anche diffusi. I venti tenderanno a rinforzarsi, i mari saranno mossi o localmente anche agitati. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo. Desiree, non dire di che si tratta, Tutti i giorni su Antenna Sicilia e Telecolor. Non lo diciamo. Ma che non diciamo di che si tratta? Che non si vede di che si tratta. Io che ci vado non dicevi appresso, così non ragazzi, l'avrebbero capito. non si vede. Non lo dire. Bentornati a Buongiorno Sicilia, come annunciato, primi ospiti della mattinata. In studio con me c'è Maurizio Arena. Buongiorno Maurizio Arena, che è il fondatore di BR1 Happiness for Children, e poi c'è Marco Fondacaro, che è invece il presidente dell'associazione. Buongiorno. Allora, partiamo dalla mission di BR1 Happiness for Children. La domanda è inevitabile a Maurizio Arena, che è il fondatore di questa associazione. L'associazione nasce perché a un certo punto si è pensato di volere trasformare il ricordo in racconto. C'è una differenza tra il ricordare le cose e raccontare le cose, no? Quindi io quando posso raccontare le vicende umane, le attività, le cose che può fare una fondazione fatta nascere in memoria della morte di mio figlio, rendo il ricordo un racconto, lo rendo dinamico, lo rendo attuale, e quindi la mission è quella di rivolgersi al disagio giovanile, adolescenziale, attraverso una serie di iniziative che possano permettere non solo la raccolta fondi per sostenere le nostre attività, i nostri progetti di beneficenza, di cui parleremo, di cui parlerà magari Marco, ma anche per poter sensibilizzare attraverso la formazione, l'informazione, attività di sensibilizzazione, il mondo giovanile e tutto ciò che circonda il mondo giovanile. Si è deciso di non replicare quello che nel territorio è un'attività consistente, l'associazione di tipo socio-sanitario assistenziale, proprio perché il nostro obiettivo non è quello di essere un ulteriore, diciamo così, officina della salute dei giovani e degli adolescenti, ma quando piuttosto uno strumento, un mezzo per poterne prevenire il disagio. E allora andiamo al presidente, a Marco Fondacaro. Quello che diceva Maurizio Arena ci porta a delle considerazioni, perché i giovani, tutti i giovani, sia quelli che hanno dall'età adolescenziale, magari anche poco più giovani ancora più piccoli, sono in questo momento, per l'età che viviamo, per il mondo che ci circonda, attratti magari da, che ne so, dal telefonino, dai social, e non si guardano magari attorno a quella che è la realtà che li circonda. E allora serve, la vostra associazione in qualche modo li coinvolge, li tira dentro a quello che è il mondo reale. Sì, assolutamente. Questa associazione nasce in nome dell'amicizia. Ci siamo ritrovati dal 25 di agosto 2024 tutti insieme, riscoprendoci fortissimamente amici, chi già si conosceva da molto e chi si conosceva da poco. Io non credo molto alle casualità, tutto poi si inanella, diciamo. Il dottore Arena, Maurizio, che è un caro amico da sempre, ci ha dato tante chiavi di lettura con riferimento al disagio nel mondo della adolescenza e ancor prima dell'infanzia. Si vive sempre di più in un mondo virtuale, non va demonizzato nel modo più assoluto, però c'è anche da dire che un modo sano di vivere la vita reale attraverso anche degli strumenti che abbiamo a disposizione, se di questo si stava parlando, è uno degli argomenti che serve ad unirci realmente. Oggi siamo tanti giovani quarantenni, per lo più siamo nati in 50, oggi siamo già 150 associati, pieni di buone intenzioni e buona volontà, e queste le renderemo fattive, le stiamo già rendendo fattive tramite
il racconto dell'associazione, quindi il racconto di Bruno, in luoghi che sono tipici di adesione e aggregazione reale, quindi ambienti sportivi principalmente. Contatto fisico, esattamente, la possibilità di vederci e di poterci affidare l'un l'altro nel mondo reale, mettiamola così. A Maurizio Arena chiedo anche che l'associazione ha stretto anche dei rapporti con degli enti, soprattutto con delle strutture sanitarie, perché bisogna insomma, stare vicino anche a chi vive un momento di difficoltà, no? Sì, ma anche qui non per dare un segnale sanitario, cioè non per essere la cooperativa che fa la convenzione con, no, proprio per cercare in una qualche maniera di alleviare la sofferenza dei giovani e degli adolescenti che si trovano in una condizione di default, di difficoltà, e abbiamo individuato nei nostri progetti due diciamo così, punti di riferimento. Uno che è la clinica pediatrica del Garibaldi, a cui abbiamo offerto l'opportunità di implementare quella che è la libreria che loro stanno cercando di mettere su con una donazione di una cinquantina di libri, nuovi ovviamente, di varia natura, e l'altro invece a favore del reparto dell'oncologia pediatrica del Policlinico, con il quale si sta strutturando un progetto che non è detto che debba necessariamente essere rivolto solo agli adolescenti e ai giovani, perché può essere rivolto anche agli adulti, al fine, allo scopo di migliorare l'assistenza di questi giovani che sono ricoverati anche per lungo periodo di tempo nelle parti di oncologia pediatrica. E infine poi c'è il nostro sogno nel cassetto, che è quello di poter realizzare un parco giochi in una delle piazze di Catania di recente ristrutturazione e rifacimento. Vorremmo realizzarla in piazza Spirito Santo, questo è il nostro auspicio, perché il luogo vicino a quella che è l'attività lavorativa, ma non solo lavorativa, di mio figlio Bruno. Stiamo lavorando per questo, vedremo più avanti di poter fare diventare il sogno magicamente realtà. La sigla che è BR1 Happiness for Children, a parte le iniziali, immaginiamo che sono comprese anche, cosa vuole esprimere questo happiness, questa felicità, questo senso di stare bene forse? Esattamente, come diceva il dottore Arena, non è soltanto l'ambito sanitario, ma l'idea dell'Happiness for Children è quella di convogliare tutte le nostre energie su quello che è il ventaglio completo degli strumenti. Si parlava in tante riunioni di una cassetta degli attrezzi che possa consentire ai bambini ed anche o agli adolescenti ed anche alle loro famiglie, che possono vivere un disagio anche differente rispetto a quello fisico, per poter superare dei gradini, degli step che sono magari molto delicati per giungere alla felicità. Come diciamo in molte occasioni, Bruno con 2 figli e oggi eravamo tutti quanti padri insieme a lui, siamo tutti quanti padri insieme a lui, ci dicevamo sempre che la felicità di un bambino fa un adulto sano e forte, e quindi queste parole di Bruno abbiamo intenzione di tradurle in realtà. Dottor Arena, io le chiedo, finora non abbiamo parlato di sentimenti e di insomma, quello che può essere anche il dolore, no? Come si vive il dolore, però questo suo dolore trasformato poi in energia positiva per regalare a qualcuno una speranza, non a qualcuno ma a tanti. Guardi, ci sono 2 modi per portarsi il dolore: con una cicatrice e piangersi addosso sulla cicatrice, perché è una ferita che si rimargina in una determinata maniera. Oppure uno può fare quello che fanno gli amici giapponesi, no? Trasformare un vaso rotto, quindi una frattura, riempendola con una miscela di oro e rendere l'oggetto che si è rotto più prezioso. E quindi il mio obiettivo è quello di rendere la mia cicatrice, la nostra cicatrice, una cicatrice che non sia solo foriera di sofferenza, di paturnie, di dolore,
ma io devo ricordarmelo sorridendo, mio figlio è capace di amare e sorridere tutti, e quindi questo è il migliore viatico per ottenere questo risultato. Grazie. Ci sono tante attività che avete in programma. Qualche giorno fa ce n'è stata una al teatro qui a Catania, Grotta Smeralda, di Aci Castello. Però ci sono tante altre attività che state preparando, che avete in mente di portare diciamo a compimento. Ci sono spettacoli, ci sono gare sportive, ci sono laboratori, insomma ci sono veramente, c'è l'energia di un vulcano quasi dentro. È vero, ma il vulcano io ce l'ho accanto, noi siamo il vulcano è anche, insomma, una guida incredibile nella gestione anche della sofferenza, nella trasformazione in sorrisi. Credo che sia un esempio per tutti noi. Ci incontreremo brevemente alla struttura della piscina dei Muri Antichi il 1° di febbraio, dove faremo grande opera di sensibilizzazione in quell'occasione dei brevetti, e ringraziamo il presidente Spinnicchi e lo staff che ci ospita in quell'occasione, 1° febbraio al pomeriggio. Poi l'8 di febbraio saremo alla piscina Francesco Scuderi, nota anche come piscina Zorria, in via Zorria, in quei locali che sono a noi noti. Bruno, pallanotista per circa 30 anni, lì saremo ospiti di un torneo organizzato dalla piscina Synthesis, dalla piscina di via Zorria, in collaborazione anche con la Nuoto Catania, dove saranno presenti anche i figli di Bruno, Giorgio e Nicoletta, Ornella la moglie e tutta la famiglia, Maurizio con Antonietta, tutti noi, per raccontare Bruno, non solo ricordare, ma raccontare Bruno. Successivamente ci sono tanti eventi, abbiamo in mente una festa di carnevale che possa essere allargata anche a non soltanto agli associati, ma a quanti bambini possano e vogliano aderire, altre attività di nuovo in teatro, Miseria e Nobiltà, piuttosto che la compagnia degli Zerbini. Ringraziamo i nostri amici che ci aiutano e ci sostengono, per poi arrivare di passo in passo con altre attività anche pasquali ad un evento che per noi rappresenta in questo primo anno molto delicato. Mi riferisco all'evento di chiusura del primo anno dell'associazione al 25 di agosto, che è la data in cui, 25 agosto 24, Bruno è venuto a mancare. Quindi il 25 agosto 2025 prepareremo una grande giornata dalla mattina alla sera, nella quale si spazierà su diversi temi. Prima ci sarà una tavola rotonda al mattino, poi delle attività anche ludiche e un festival di chiusura. Questo è quello che abbiamo intenzione di fare di anno in anno, convogliando le nostre energie, che saranno economiche, ma non solo economiche, perché abbiamo anche la fortuna di avere persone con grandi capacità culturali e umane, per poter diciamo, essere un supporto per quello che fra 10 anni o 15 anni sarà un nuovo adulto, che oggi era un bambino che aveva diciamo, una piccola cosa da sistemare, e Bruno ci sta aiutando a incontrarlo, a metterci in contatto con lui. Cosa vuole aggiungere? No, volevo aggiungere che questi qui sono gli eventi che servono sicuramente a portare la linfa per poter fare l'attività di beneficenza, però altri 3 pilastri sono, diciamo così, fondanti nell'associazione. Uno che è quello della formazione attraverso un metodo che si chiama Tabico, e attraverso la collaborazione con 2 realtà che sono la cooperativa Prospettive e un'associazione Amorevolmente Insieme. Il metodo permette di migliorare le skills fondamentali, emotive, cognitive e relazionali, da poter utilizzare al meglio per poter espletare da educatore il lavoro di assistenza nei confronti dei giovani adulti. E poi abbiamo 3 attività di sensibilizzazione che sono fondamentalmente 3 progetti. Uno che si chiama Help Happiness for Children, che è un team formato da avvocati, psicologi, neurologi, che si rende disponibile all'ascolto e all'affrontare le problematiche del disagio giovanile delle persone meno fortunate. Un altro che si chiama Crescere e Nutrire, che è un progetto finalizzato a rendere consapevoli i preadolescenti e il periodo critico dell'adolescenza, loro e i loro familiari, con un progetto che prevede delle informazioni didattiche e poi la consegna di questionari altamente definiti, che già procede con 2 scuole, la Domenico Savio di San Gregorio, la Raffaello Sanzo di Tre Mestieri, e
il clan dei ragazzi di Villa Angela a San Giovanni La Punta. E poi un'ultima cosa che si chiama, il progetto è un progetto sociale dell'utilità del riciclo, grazie alla società di Paolo Alessi, per poter informare su questa realtà importante la gioventù scolastica. Ed infine l'altro capitolo, che è quello della informazione attraverso le news che verranno trasmesse nel nostro canale web, un podcast definito grazie all'appoggio costante di Gianlui, che è un produttore musicale, ed Emanuele Bettino, ed infine l'opportunità di diventare casa editrice proprio per focalizzare l'attenzione su queste tematiche. Ad agosto uscirà un libro che si chiama Spunti di vista, che è un racconto di fiabe, di piccoli racconti che personalmente ho fatto con i miei nipoti riguardo alla morte del loro papà, proprio per evitare che la morte rimanga una cosa solo ed esclusivamente cupa, triste, e il ricordo, che è un ricordo generalmente fotografico, quindi fissiamo il ricordo, si trasforma in un racconto dinamico delle cose belle di Bruno. Grazie al dottore Maurizio Rena Prego, per averci raccontato, farci esternato anche quelle che è il suo, diciamo, i suoi sentimenti interiori e le grandi attività che l'associazione intende portare avanti. Grazie anche a Marco Fondacaro, che è invece il presidente dell'associazione Happiness for Children, BR1 Happiness for Children. In bocca al lupo per tutto quello che fate. Grazie per quello che voi fate per noi. Grazie gentilissimi, restate qui un attimo, ci fermiamo, fra pochissimo torneremo di nuovo insieme. Rieccoci insieme, buongiorno Sicilia. Adesso parliamo della festa di Sant'Agata, ed uno dei momenti più toccanti, più emozionanti della festa. Buongiorno intanto alla professoressa Mariuccia Stelladoro. Buongiorno a tutti. Docente di lettere classiche. Allora, un po' toccante, mi riferisco a quello che viene definito ormai il canto delle suore benedettine. È uno dei momenti, diciamo, conclusivi della festa, perché avviene durante il percorso di rientro, lungo il percorso di rientro del Fercolo, e arriva, una volta avveniva in piena notte, diciamo così. Adesso arriva non più all'alba ma a pieno giorno. Poi magari ci spiega come sono cambiate le cose perché si è arrivata a questo. Però sicuramente, come dicevo prima, è uno dei momenti anche più attesi della festa. Esattamente. È un momento molto delicato che commemora ancora oggi quello che è stato il mottetto scritto dal maestro Filippo Tarallo, che era di Aidone, nasce nel 1859 e muore nel 1918 a Catania, perché colpito dalla spagnola. Il mottetto rientra in una tradizione che già c'era nel XVII secolo, ad opera per esempio del frate Michele Malerba di Piazza Armerina, che è stato pure maestro di cappella della cattedrale, e scrisse O Catinensis Gloria, però non ebbe la stessa fortuna di quello che a tutt'oggi è molto caro alla pia devozione popolare. Il nostro maestro ebbe però una, diciamo, triste fama, perché era stato contraddittorio nella sua vita, e questo gli fu rimproverato dalla critica, perché volle essere sia laico che religioso in un momento in cui si poteva essere o l'uno o l'altro, e non è l'uno e l'altro. Era molto bravo, diresse anche la Bohème quando ci fu nel 1900 l'inaugurazione del St. Giorgi di Catania. Però ebbe questa triste fama. Professoressa, io la interrompo per chiederle, ma questo canto delle suore benedettine, che è uno dei momenti, abbiamo detto, più toccanti, atto conclusivo della festa, uno degli atti conclusivi della festa, è stato introdotto
relativamente da recente, perché prima, ecco, stiamo vedendo intanto delle immagini degli anni passati, fra qualche giorno riproporremo di nuovo durante Devoti Tutti, che è la nostra non stop che segue le feste agatine, riproporremo per l'appunto questo canto. Quello che le chiedo io, chi ha introdotto questa, diciamo, questa novità? Questa novità. Allora, il nostro maestro aveva musicato, Filippo Tarallo, diciamo una composizione nel 1908, la musica 10 anni prima di morire, ma quello che lui musica non è suo, le parole non sono sue, sono del canonico Fazio, Salvatore Fazio, il quale le ha sottolineato più volte che questo è il momento conclusivo della cerimonia. Ma non è solo quello, è il momento conclusivo della vita di Sant'Agata, quella che ci è stata tramandata dalla tradizione latina manoscritta, la Passio Agate. E il canonico Fazio ha voluto rifarsi a questa tradizione manoscritta per mettere in atto, immortalare e rendere viva ancora tutt'oggi quella che è stata la parte finale della vita conclusiva di Agata, gli ultimi momenti della sua vita, quando al carcere aveva alzato le mani al cielo e aveva pregato Dio affinché la accogliesse nella sua gloria eterna dopo averle dato la forza di aver sopportato il martirio cruento e il suo persecutore. Quindi è stato un momento conclusivo non solo della cerimonia, ma un momento conclusivo anche della vita della nostra santa, che il canonico Fazio ha voluto scrivere in latino, così come il latino era stata tramandata dalla tradizione manoscritta latina. Quello che le voglio adesso chiedere è che questa tradizione, dicevo prima, è relativamente giovane, perché l'ha introdotta a un certo punto l'arcivescovo del tempo, perché non era diciamo, previsto questo canto delle suore lungo il percorso di Sant'Agata. Non era previsto perché diciamo, si ispirava più che altro a quella che era la tradizione popolare della processione, delle candelone, diciamo il momento più profano. Qua si è voluto invece evidenziare quello che era invece il momento sacro, quindi accanto al momento profano che è rappresentato dalle candelone, per cui si dice anche, ecco, il nome di Agata che deriva dal greco, è un attributo, quindi diciamo la nostra santa è aveva antecedenti nella tradizione delle veneri locali, per cui sì, è un momento pagano, ma il vescovo ha voluto sottolineare anche un momento sacro, quindi introducendo questo canto ha richiamato l'attenzione anche a quella che è la devozione cristiana. La riflessione che faccio adesso è sulle, diciamo, sulle suore benedettine, suore di clausura, che prima si affacciavano, diciamo, sulla strada, dietro l'inferreata ovviamente, in piena notte, quindi nascoste dal buio della notte, adesso invece mostrano i loro volti, i loro volti. Sì, perché le clarisse benedettine, come ha detto lei, seguono la regola claustrale, che è molto severa, era molto severa, ma adesso è cambiato tutto, tant'è che si sono dedicate anche all'educazione dei nostri ragazzi, hanno aperto delle scuole, quindi diciamo hanno un pochino infranto quella che era la rigidità della regola benedettina originaria, dando spazio anche a quella che è la proiezione verso l'esterno per manifestarci anche il loro credo. Una sua riflessione sul fatto che magari questo canto si svolgesse all'alba, comunque quando stava per sorgere il nuovo giorno, e adesso invece che invece si svolge in pieno giorno, perché ormai da anni avviene così. Sì, allora l'alba del nuovo giorno presagisce la nascita alla vita eterna, quindi l'apertura della nostra santa
verso l'eterno, il mondo ultraterreno. Qua abbiamo invece in pieno giorno, perché intanto è legato al rientro, quindi il momento conclusivo, ed è sempre stato quello, il momento conclusivo della vita, il momento conclusivo della processione, ma i ritardi della processione sono imputabili ad altre cause che mi pare trascendano questo momento di riflessione. La processione viene regolata poi da altri sistemi, da altre dinamiche. Professoressa, ci salutiamo per ricordare soltanto che fra qualche giorno, il 6 febbraio di mattina, sulle nostre frequenze, quindi su Antenna Sicilia e su Telecolor, mostreremo chiaramente ancora una volta il canto delle suore benedettine, e quindi sarà un'occasione per risentire questo canto di cui lei ci ha adesso parlato e ci ha fatto conoscere l'origine, no? di come è nato e perché è nato. Grazie davvero alla professoressa Mariuccia Stelladoro, che è docente di lettere classiche. Abbiamo parlato del canto delle suore benedettine di Via Crociferi, quindi ci sarà l'atto conclusivo anche quest'anno, uno dei momenti conclusivi della festa di Sant'Agata. Grazie, una buona giornata anche a lei. Ci dobbiamo fermare, fra poco parleremo d'altro, per dire che passiamo dal sacro al profano, perché abbiamo parlato di un canto sacro, fra poco parleremo di canzoni diverse, più attuali, più dei giorni nostri. Tutto questo fra pochissimo. Allora, siamo di nuovo insieme e stavo vedendo in bassa frequenza, lo vedo, ecco, adesso finalmente Matteo Amantia. Buongiorno Matteo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie per essere con noi, frontman dei Sugar Free. Insomma, ci ha regalato tante emozioni, adesso però stai provando un'esperienza diversa. La prima cosa che ti chiedo stamattina è: ma chi ti porta a Ora o Mai Più? Intanto questo, come ci sei arrivato? Beh, allora ci sono arrivato semplicemente, è stato un po' per me un caso, nel senso che nell'ultimo anno con gli Sugar Free siamo messi a scrivere più brani. Come sapete non ci siamo mai fermati nel fare concerti, abbiamo suonato un po' in giro in tutta Italia, ogni estate abbiamo un tour, ma abbiamo in realtà fatto uscire poche canzoni, perché siamo una di quelle band che non producono perché devono, ma solo quando hanno, insomma, quando abbiamo l'ispirazione, per cui abbiamo in realtà in questi ultimi anni prodotto poco. Nell'ultimo anno c'è tornata, diciamo, voglia di, come dire, la vena artistica, l'ispirazione c'è tornata. Nell'ultimo anno abbiamo scritto tantissimo e giusto appunto a fagiolo è caduta appunto questa opportunità. Ci hanno chiamato appunto dalla Rai per partecipare a questo programma in onda in prima edizione, diciamo, tra tutti voi. No, allora i ragazzi con tutti i concorrenti ci stiamo trovando benissimo, sono tutti alla fine professionisti, tutte persone bravissime, devo dire, anche se è venuto a creare anche un bel feeling con loro. L'unica cosa è che ci sono appunto due classifiche, quella dei coach e quella social. Questo è il problema, probabilmente il fatto che non sei stato molto presente sui social, non sei, diciamo, tra i preferiti, tra i più seguiti, non tanto tra i preferiti, ma i più seguiti, perché poi sui social funziona così, no? Esattamente, quindi sto cercando di recuperare appunto le votazioni online che si possono fare ogni sabato sera durante la trasmissione dalle 9:30 circa a mezzanotte sulla pagina Instagram di Ora o Mai Più, e mettere semplicemente un coinvolga te e che parte in qualche modo dalla Sicilia, dalla città di Catania, che poi di fatto è, diciamo, la tua terra, no? E quindi, diciamo, ti aspetti qualcosa dalla Sicilia. Ti volevo chiedere, Matteo, prima ci hai detto che avete ritrovato, facciamo una parentesi con i Sugar Free di nuovo, avete trovato la vena, diciamo così, l'ispirazione, no? per tornare, per essere sul mercato. Kleptomania ha rappresentato il boom, ha rappresentato praticamente quella canzone che vi ha fatto conoscere al grosso pubblico.
C'è qualcosa di simile nei vostri futuri lavori o altrimenti magari si pensa ad un lavoro di maturità, della maturazione? Ma guarda, in realtà le canzoni non ci stiamo un po' ponendo limiti sulle canzoni, nel senso stiamo cercando di scrivere canzoni senza avere senza edulcorazioni, senza gabbie, per cui non so se ci sarà mai un'altra cleptomania, sai, i brani sono belli, certo, perché ognuno è così com'è, quindi sarebbe anche brutto avere un'altra cleptomania, invece facciamo un brano nuovo che ha la sua storia, il suo stile. Senti, prima di salutarci, mi hai detto che vai d'accordo con tutti, che non c'è competizione, ma c'è fra loro, fra questi, fra i tuoi competitor, cioè tra Antonella Bucci, tra Loredana Errore, tra Valerio Scano, Anonimo Italiano, quello che guardi con più, dice, mi può insidiare, mi può dare del filo da torcere? Eh beh, certo, soprattutto appunto Pier Davide Carone, che in questo momento in classifica generale è primo perché ha una fan base gigantesca, no, però è sicuramente un bravissimo cantautore, anche un bravissimo ragazzo, e Antonella Bucci, sono quelli, diciamo, ci stiamo battagliando noi tre la prima posizione, e quindi sì, loro due sicuramente sono i più temuti. Siete praticamente lì testa a testa. Allora, cosa dirti? In bocca al lupo intanto. Attendiamo che ci siano questi like, diciamo, questo mi piace, questo cuoricino sul profilo Instagram, ma anche su X, credo, sull'ex Twitter, sì, anche su ex Twitter, perché insomma anche i social ti possano spingere a ora o mai più. Una buona giornata e grazie per essere stato con noi a Matteo Amantia, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. In bocca al lupo. Grazie, adesso guardiamo insieme le pillole di Almanacco e poi saremo di nuovo qui per parlare di altro. Oggi 31 gennaio si chiudono i giorni della merla. Questa celebrazione si fonda su una tradizione popolare profondamente radicata nella cultura italiana e coinvolge gli ultimi 3 giorni di gennaio. Tutto nasce da una leggenda secondo cui i merli un tempo fossero bianchi e per questo si burlavano del freddo. Una gelida vendetta da parte dell'inverno costrinse i merli a rifugiarsi all'interno dei camini, da cui uscirono ricoperti di fuliggine, quindi neri. Questa storia affascinante serve da cornice per una festività che riflette antiche osservazioni meteorologiche e pratiche agricole. Ma sapete cosa sono i numeri binari? Si tratta di un sistema in cui conta la posizione, come in un sistema decimale a cui siamo già abituati. Quindi se scrivo il numero 19 è importante che l'1 si trovi prima e il 9 dopo e non viceversa. Allo stesso modo si comporta il sistema binario, che permette una comunicazione semplice nei dispositivi digitali e trova le sue origini nel XVII secolo, molto prima di essere utilizzata dall'informatica. E adesso andiamo a vedere cosa ci riserva il fine settimana in Sicilia con Weekend proprio in Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. Nuovo appuntamento per il cartellone Riflessi Culturali. Al Palacongressi di Agrigento, domenica 2 febbraio alle 20:30, in scena un testo forte e impegnato con protagonista Ambra Angiolini. Racconta la storia che Viola Ardone ha tratteggiato sulla reale esperienza di Franca Viola, la ragazza di Alcamo che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto matrimonio riparatore. Con An Interspaces Journey, l'artista siciliana Barbara Camarata indaga il patto sociale interspecie tra esseri umani, regno animale, vegetale e tecnologico. Una profonda riflessione in chiave etica e filosofica sull'evoluzione contemporanea dell'antropocentrismo. La mostra è visibile alla Fondazione Broodbeck di Catania. Si intitola Grazie per la domanda, il nuovo spettacolo di Pierluca Mariti, che approda venerdì 31 gennaio alle 21 al Teatro Metropolitan di Catania e sabato 1 febbraio alle 21 al Teatro Golden di Palermo.
Il Real Teatro Santa Cecilia di Palermo ospita l'evento Heart of the Emigrants, The Power of Jazz, Pop and Soul. Il concerto che vede protagonisti 3 straordinari artisti siciliani, Francesco Buzzurro, Dario Biancardi e Giuseppe Milici. Nuovo appuntamento teatrale in programma al Palazzo dei Congressi di Taormina. Venerdì 31 gennaio alle 20:45 in scena il nuovo show di Emanuela Aureli dal titolo Mamma, ho perso l'Aureli. Uno spettacolo nel segno delle imitazioni e della comicità. 2 atti unici di Anton Chekhov al Teatro Marcello Puglisi di Palermo. L'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e i mielomi, AIL, in collaborazione con la compagnia teatrale La Valigia, presenta una serata all'insegna del grande teatro e della solidarietà. Il Teatro Zig Zag di Catania, per celebrare la santa patrona della città, presenta Agata Bambina, Infanzia di una santa, in scena sabato 1 febbraio alle 18 e domenica 2 febbraio alle 11 e alle 18. E anche per questo fine settimana è tutto, vi auguriamo un buon weekend. E allora, tanti gli appuntamenti per questo fine settimana in Sicilia. Adesso torniamo da Emanuela Corsi che ci regala qualche altra chicca dai giornali. Vedo già alle sue spalle, alle mie spalle, il tema. Parliamo di una coppia di cui non si parla mai, Angelo. Ex coppia. Ex coppia. Di cui non si parla mai, non si è parlato soprattutto negli ultimi mesi. Chiara Ferragni e Fedez. Allora, insulti, amanti, ripicche. Nella lite Ferragni-Fedez adesso spunta pure Achille Lauro. Pure, direi io. Pure Achille Lauro perché? Perché a quanto pare la Ferragni avrebbe avuto una tresca con Achille Lauro durante sempre il matrimonio con Fedez. Quindi in questi giorni si è parlato tanto di questo grande amore di Fedez che è Angelica Montini, una stilista imprenditrice milanese, al punto che lui sarebbe arrivato al punto di far saltare il matrimonio per questa Angelica se lei avesse... l'ultima chiamata. L'ultima chiamata. Vuoi stare con me o no? Lei però non se l'è sentita e quindi si è sposato la Ferragni. Però la Ferragni pare che non sia rimasta proprio indietro in questa storia, perché appunto spunta il nome anche di Achille Lauro, che sarebbe stato l'amante di Chiara Ferragni. Questo stando alle parole di Corona, che è sempre più informato rispetto a tutti gli altri. Quindi insomma vediamo che cosa succederà. Intanto Fedez e Achille Lauro dovrebbero essere assieme al Festival di Sanremo, al prossimo Festival di Sanremo, quindi... Sarà così? Sarà così. C'è stata già una defezione, ma per altri motivi, però vedremo un po' cosa succede. Chissà se si diranno anche qualche parolina fuori dall'Ariston, non lo sappiamo. E poi ti faccio vedere invece Rita Pavone, siamo sempre sul Corriere della Sera, che ha 79 anni e oggi si racconta, parla del marito Teddy Reno, dice chiese la mia mano e papà lo buttò giù dalle scale. Questa è stata la risposta del futuro suocero, insomma, che lo ha accolto bene. Elvis mi disse ma io ti conosco. Pippo Baudo non mi sopportava. Quindi questo è il racconto di Rita Pavone, che ha avuto una popolarità incredibile negli anni 60, ha venduto oltre 50 milioni di dischi. Allora, grazie Emanuela. A te, Angelo. Buongiorno Sicilia torna lunedì, ma intanto prima di salutarci, visto che Rita Pavone ci porta alla musica, noi continuiamo in musica perché oggi di fatto è il compleanno di Marika Yan, il 31 gennaio del 1984 nasceva lei e oggi sentiamo Come Foglie, che è una delle canzoni diciamo più belle del suo repertorio. A lunedì con Buongiorno Sicilia, grazie a tutti ancora.